Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno e benvenuti ad Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, cambiamo inquadratura perché non c'è abbastanza luce, ecco qua, bene, siamo nella sede del giornale e alle mie spalle c'è il logo di Moneta che è il nostro inserto economico. Bene, sapete che questa settimana è la settimana che precede il Festival di Sanremo e quindi tutti parlano del Festival di Sanremo. Devo dire che non sono previste particolari polemiche perché il conduttore Carlo Conti ha imbottito di cantanti le serate, 30, e di conseguenza appunto non ci sarà molto spazio per qualcosa che non sia il canto medesimo. Bene, come affrontare Sanremo? Ci sono solo due modi. Il primo è cercare di sopravvivere, quindi non so se avete un rifugio antiatomico dove non ci siano connessioni di alcun tipo, se potete trasferirvi in una tenda nell'angolo più remoto del Sahara, se possedete un atollo nella Polinesia dove nascondervi. Ecco, se potete fare tutto questo siete probabilmente in grado di evitare il martellamento di Sanremo. Sanremo colpisce sempre perché, innanzitutto si dice sempre che sia la cartina tornasole del paese, mi sembra una banalità assolutamente inconsistente, di certo non è la cartina tornasole della situazione musicale, perché diciamo la situazione musicale che mette il pentagramma al centro della scena. Qui invece al centro della scena al massimo c'è l'industria, neanche il mercato, ma proprio l'industria che butta lì 30 nomi sperando che qualcuno la imbrocchi. Le canzoni normalmente sono tutte uguali, parlano di problemi d'amore, della mamma, c'è qualche canzone vagamente impegnata ma non esplicita, e per il resto appunto la solita solfa, cioè dei giri di do, che è la prima cosa che si impara a lezione di chitarra, cioè noi vediamo questi poveri maestri diplomati al conservatorio dell'orchestra, bravissimi, sanremese, che sono costretti per una settimana più le prove a fare appunto dei giri di do, cioè invece di fare il conservatorio potevano fare tranquillamente per suonare quella roba lì, potevano fare tranquillamente il corso di chitarra della parrocchia, che andava comunque benissimo. Ci sono una miriade di gruppi italiani interessanti in questo momento, dico tre, che hanno un disco appena uscito e che sono in tour non nazionale ma internazionale, tutti e tre suonano in tutta Europa e anche in America e in alcuni festival particolarmente prestigiosi che invece i partecipanti di Sanremo non vedranno mai neanche col binocolo. Sono gli Zoo, che sono un gruppo jazz metal. Tra i fan di questa band c'è John Zorn, che è il guru dell'avanguardia non da oggi. Poi ci sono dei gruppi più metallici o comunque di ispirazione Black Sabbath anni 70, con poi delle sorprese, degli aggiornamenti del suono. Sono in Messa e sono il Ponte del Diavolo. Sono due band che hanno deciso, sono molto in crescita e per esempio il concerto dei Messa, che è previsto tra qualche giorno qua a Milano, è completamente esaurito da mesi. Gli Zoo sono andati esauriti, il Ponte del Diavolo si è appena pubblicato un disco e si appresta a girare l'Europa intera, appunto. Non so, nei Messa ci sono questi brani doom, come si dice, cioè un po' hard rock oscuro, gotico, e poi però ci sono dei sorprendenti assoli di chitarra
che occhieggiano al jazz e che lasciano stupiti. Bene, va bene, archiviamo il caso di Sanremo. Se non potete nascondervi, ascoltare altra roba e siete costretti, magari per motivi familiari, a seguire perché vostra moglie o vostro marito ci tiene a vedere Sanremo, il mio consiglio a questo punto è se non li puoi battere, unisciti a loro, cioè voi praticamente prendete i popcorn, vi mettete lì pronti un po' a guardare, un po' a sonnecchiare, nella serata delle cover del venerdì cantate a squarciagola e magari forse scoprite che è divertente, forse. Ma adesso passiamo a tutt'altro. Passiamo a tutt'altro dal faceto, che è Sanremo, passiamo al serio. Allora, molte volte abbiamo parlato del fatto che gli editori italiani sembrano fare i libri con lo stampino, cioè sono tutti uguali, si assomigliano moltissimo. C'è il periodo in cui va di moda il saggio sul ritorno del fascismo, anzi quello va sempre di moda, c'è il periodo in cui va di moda il tema del femminicidio, c'è il periodo in cui si discute dell'odio e del diritto all'odio, come nel nuovo surreale e grottesco libro di Michela Murgia, postumo, dove si rivendica la possibilità di odiare, ma lungo questa strada poi si arriva appunto a conseguenze che vorremmo assolutamente evitare in questo paese. Ma comunque in ogni caso ci sono appunto dei filoni che diventano di moda e solitamente diventano di moda in Italia 10 anni dopo che sono stati di moda all'estero o negli Stati Uniti in particolare. Bene, è proprio il caso del filone che vi stiamo per introdurre, che vi sto per introdurre, che è il filone della climate fiction, ovvero sia della fiction che mette al centro della trama il problema del riscaldamento globale, del cambiamento climatico e dell'influenza dell'uomo su tale appunto riscaldamento sul clima. Noi andiamo in libreria e sul tavolo delle novità troviamo Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia, che è il seguito di un romanzo uscito 10 anni fa, Qualcosa là fuori, e questo libro è una riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia che parte però dalla crisi planetaria dovuta al riscaldamento globale. Proprio lì accanto trovate l'ultimo di Ian McEwan che si intitola Quello che possiamo sapere. Ma cos'è che possiamo sapere? Possiamo sapere che il mondo finirà sommerso dalle alluvioni a causa del riscaldamento globale. E qui parte poi una riflessione, indovinate su cosa? Sul nostro rapporto con la tecnologia. Oppure potete prendere il libro ancora un po' più verso il fondo, che è l'ultimo romanzo di Francesco Pecoraro, La fine del mondo. La tesi di questo libro è che nel momento in cui abbiamo smesso di pensare al riscaldamento globale come diciamo frutto dell'azione dell'uomo, abbiamo anche iniziato a distruggere il pianeta con le guerre. E a questo punto però si innesta una riflessione sul ruolo della tecnologia, esatto, ancora la tecnologia. Bene, poi vabbè, dite, però l'editoria, diciamo quella più di ricerca, no? Non si appiattirà su questi temi, no? E invece piacciono questi temi anche all'editoria di ricerca. Per esempio possiamo vedere il testo di Joe Mango Reed, edito da NN, mentre gli altri libri erano di grandi gruppi, Ponte delle Grazie, poi Einaudi, Guanda, insomma i grandi gruppi editoriali. NN è invece molto più piccolo, è indipendente, e presenta Joe Mango Reed, Futuri terrestri. Il mondo è devastato da alluvioni e siccità causati dal
riscaldamento globale. E qui come può reagire l'uomo? Attraverso una riflessione sulla tecnologia, esatto. Bene, ma voi direte, ma perché cioè, tutti questi libri affrontano il clima in questa chiave? Ma ve lo diciamo, siamo qua per dirvelo, però prima ci dobbiamo ascoltare un brano. Abbiamo evocato i Black Sabbath, beh, allora ci ascoltiamo Paranoid dei Black Sabbath. Show me the things in life that I can find. I can see the things that make true happiness. I must be blind. Make a joke and I will sigh, and you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel, like love to me is so unreal. And so as you hear these words telling you now of my state, I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Eccoci tornati a Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Stavamo parlando appunto dei libri che hanno come argomento il riscaldamento globale, i libri di narrativa, e abbiamo visto che sono tutti diciamo in fotocopia, nel senso almeno nelle premesse, non poi nello svolgimento ovviamente, ma nelle premesse sono tutti uguali. Il riscaldamento globale è frutto dell'azione dell'uomo, il pianeta finirà sommerso dalle acque una parte, mentre l'altra parte sarà bruciata dalla siccità, la tecnologia può avere un ruolo salvifico o anche negativo, e quindi dobbiamo riflettere sul riscaldamento globale e sulla tecnologia. Ma perché questi libri arrivano tutti assieme? Perché qualche anno fa andava di grande moda la climate fiction in America, il romanzo più famoso che pure è arrivato l'anno scorso qua e che sostiene queste tesi, si intitola Diluvio di Stephen Markley, un gran bel libro questo devo dire. Appunto la climate fiction è proprio quella che mette al centro dell'intreccio il riscaldamento globale e la responsabilità dell'uomo.
In America però questo filone è andato un po' esaurendosi da quando sono arrivati i barbari, cioè da quando è arrivato Donald Trump e da quando la destra ha iniziato a dire che, insomma, ma anche gli scienziati in realtà hanno iniziato a dire, da ultimo su una rivista Nature, che è vero che c'è il riscaldamento globale, ma non è vero invece, non è dimostrabile, diciamo, che l'impatto delle attività umane sia decisivo. Da quel momento, diciamo, le cose sono un po' cambiate e questo tipo di racconto appunto mi sembra che stia un po' scemando, non nel nostro paese dove le mode giustamente arrivano 10 anni dopo e di conseguenza adesso siamo invasi da questi romanzi della cosiddetta climate fiction. Ora, voi potreste anche domandarvi se esiste una contronarrazione, cioè se esiste un libro di narrativa che sostenga una tesi opposta, cioè la tesi, quella diciamo che abbiamo appena esposto di Trump, cioè il riscaldamento globale ci sarà anche, c'è, però come dire, la Terra ha sempre attraversato questi grandi cicli di trasformazione climatica e valutare quale sia l'impatto dell'uomo reale non è facile e non è nemmeno detto che sia possibile e non è nemmeno detto che le nostre attività abbiano un'influenza sul cambiamento climatico. Questo vuol dire che allora non dobbiamo preoccuparci di niente? No, dobbiamo preoccuparci, perché chi è che è così scemo da voler vivere in un mondo più inquinato e in un mondo sporco dove si respira male? Ovviamente chi vuole la plastica nell'oceano? Solo un cretino, cioè, quindi la questione è molto semplice, nessuno nega niente, nessuno si sogna di dire che è meglio sporcare rispetto a tenere pulito, a inquinare rispetto che a rispettare l'ambiente, ma sul fatto che le attività umane siano così decisive, beh, questo è discutibile, infatti è discusso non certo da me, ma da studiosi autorevoli. Di conseguenza, appunto, questo filone è un po' in calo. Si diceva, domandavo prima appunto retoricamente se esiste una contronarrazione. Sì, esiste, però io ricordi, bisogna tornare indietro all'inizio del millennio, cioè 2006 se non ricordo male, anno in cui Michael Crichton, famosissimo bestsellerista, partito dalla fantascienza ma subito transitato verso un genere misto tra thriller tecnologico, biologico, è l'autore di Jurassic Park, per intenderci. Ecco, Michael Crichton all'inizio del millennio ha pubblicato un romanzo tradotto con Stato di paura, edito da Garzanti, e la traduzione forse non è esatta, perché io penso che Crichton intendesse quello che noi chiamiamo state of fear, lui penso che intendesse lo stato di emergenza, perché la tesi del libro appunto è che l'ambientalismo è uno strumento nelle mani di chi attraverso l'evocazione dell'emergenza vuole in realtà usare appunto questo allarme come strumento di potere. Nel libro c'è un'elite completamente delegittimata che appunto si serve della paura e dello stato d'emergenza per imporre delle cose alla cittadinanza. Questo libro aveva una particolarità: in fondo c'erano un centinaio di pagine, se non potrei sbagliare, ma insomma c'era un saggio molto corposo che diciamo dava le coordinate scientifiche sulle quali era basato il romanzo. E in questa parte finale Crichton contestava appunto i dati catastrofisti e apocalittici
di chi appunto sostiene che siamo vicini all'estinzione per colpa dell'uomo. Questo libro fu duramente contestato, era il periodo anche degli Al Gore, particolarmente interessati a questa questione dalla prospettiva però diciamo quella più comune, quella allarmista, cioè non quella allarmista, quella che attribuisce all'uomo le responsabilità. Un romanzo solo di fronte invece a una massa incredibile di romanzi che dicono una cosa, dicono sempre la stessa cosa. E questo dire sempre la stessa cosa che noi riscontriamo in maniera feroce, purtroppo, tutte le volte che entriamo in libreria, ed è ciò che uccide la cultura, perché la cultura si fonda sul dibattito. Se non c'è dibattito, se non c'è comparazione, se non c'è confronto, ma perfino scontro, se insomma dobbiamo dire tutti la stessa cosa, non è più interessante leggere, cioè cosa me ne frega di leggere 18 romanzi che mi dicono sostanzialmente la stessa cosa, poi possono articolarmela in maniera diversa, ma alla fine sempre quello è. E questo purtroppo non è interessante. Quindi diciamo la lettura, quella dei quotidiani non ne parliamo, sulla carta è in calo, però voglio dire anche gli editori, ma anche noi giornalisti nel nostro piccolissimo, forse sbagliamo, cioè sbagliamo comunque nel produrre tesi che suonano preconfezionate o che suonano troppo uguali a cose che abbiamo già sentito. Allora perché aggiungere romanzo ambientalista a romanzo ambientalista? Fatemi leggere qualche cosa di diverso, mettete a paragone due tesi opposte. Nel giornalismo si fa il cosiddetto BB e BIBO. Uno dice è giusta l'eutanasia e l'altro risponde no, è sbagliata. Uno dice il cambiamento climatico è colpa dell'uomo, l'altro dice il cambiamento climatico è una fase transitoria che la Terra, il nostro pianeta, ha affrontato molte volte nel corso della sua storia. Ecco, quindi ci vuole un pochino più di varietà, altrimenti è sempre la solita storia non diverte, nemmeno Sanremo, dai, 30 canzoni sull'amore e la mamma. Ciao. Avete ascoltato Alta Tiratura.